4 novembre, ne parlai ieri come festività civile, perché indica la festa di San Carlo per la Gesa, per la Repubblica Italiana è la festa dell'Unità d'Italia delle Forze Armate. Nella nostra città di Paderno Lugnano venerdì 3 sono state poste delle corone d'alloro in vari punti, monumenti, ricordi dei caduti. Il 4 c'è stata l'iniziativa di cui ho parlato nel video di ieri, che potete vedere, e in che domenica 5 che sta la cerimonia di esame ufficiale, anzi la cerimonia ufficiale è svoltasi nella frazione di Palazzolo Milanese, a partire dal Parco del Borghetto, dove c'è anche la sede degli Alpini. Ecco, qui c'è lo striscione del gruppo Alpini di Paderno Lugnano, con delegazioni della Croce Rossa, appunto degli Alpini, a questo cippo monumento con la corona d'alloro, la bandiera della pace portata da quelli dell'Ampi. Ecco, questo è il Parco del Borghetto, sempre gli Alpini che hanno il loro vessillo con anche il labaro del Comitato Permanente Onoranza ai Caduti, la banda Corpo Musicale Santa Cecilia di Palazzolo, che fa anche da banda comunale, il GOR Protezione Civile. Ecco, mentre suonano l'Inno dei Mameli con le autorità, il sindaco, il comandante dei carabinieri, assessori, c'erano anche la polizia locale, la guardia di finanza, la banda messa in ordine per sfilare, per andare in piazza Hiroshima, dove c'è anche qui un monumento, un ricordo dei caduti, con un ricordo della pace, con una pietra proveniente dalla città del Giappone, nota per la bomba atomica che purtroppo la colpì, come sappiamo dalla storia. Ecco, con una frase di Sandro Pertini, ancora le autorità, il sindaco che parla, l'alpino davanti al monumento, il cartello posto dall'Ampi, che poi ecco i rappresentanti sono lì presenti, e poi al santuario di Via Diaz della Madonna Rosario la Santa Messa, anche qui con le associazioni. Ciao a tutti.